Sono una giovane donna di Cabras. Conobbi un pastore di Austis. Lui, nel periodo invernale, trasferiva le greggi dalle montagne fin verso le coste, alla ricerca di pascoli migliori e di un clima più mite. Presto ci innamorammo e ci scambiammo doni e promesse di matrimonio. Fui la donna più felice del mondo. Una volta finita la transumanza, il mio promesso sposo riprese il cammino per le montagne, giurando di tornare a sposarmi. Aspettai a lungo. Lui non tornò, così preoccupata, ansiosa, temendo il peggio, mi misi in viaggio verso le montagne. Attraversai i boschi, varcai i fiumi e le immense distese di questa meravigliosa terra. Giunta a destinazione lo ritrovai, ormai sposato con un'altra donna. La delusione fu grande, immensa, così tanto che il dolore mi pietrificò, condannandomi a vivere l'eternità su quelle montagne.